exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill. Il miglior modo per vivere un territorio è entrare all'interno dello stesso, viverlo appieno e viverlo con un agriturismo, perché la concezione dell'agriturismo è proprio questa, e noi viviamo il territorio limitrofo a Verona e siamo esattamente a Fumane di Valpolicella con l'agriturismo Costa degli Ulivi, con l'architetto e titolare che ha progettato e ha realizzato un sogno che è questo, che è il signor Giorgio Boarina. Ho smesso di fare l'architetto e mi sono messo a fare l'agricoltore. Ho recuperato questa casa molto bella, era una casa colonica della metà dell'Ottocento, e sto recuperando ancora la campagna che era messa molto in disordine, e stiamo tentando di fare un'azienda completa con la filiera completa. Difatti noi produciamo l'olio perché abbiamo il frantoio nostro, produciamo il vino in cantina e adesso stiamo avviando il processo di agricoltura biologica che sarà completato entro l'anno prossimo. Che cosa avete, cercato di creare dal punto di vista visivo ed estetico in questa struttura? Ma la sostanza è che abbiamo mantenuto il più possibile l'esistente senza fare mutamenti molto sensibili. Abbiamo mantenuto anche l'ampiezza delle stanze, forse le avete osservate, sono stanze come erano una volta, da 6 metri per 6, 6 metri per 5, e abbiamo ricavato solo le strutture necessarie, i bagni, cioè per dare un po' di modernità alla cosa, ma nella sostanza è rimasto anche tutti i solai in legno, le strutture a vista dove è stato possibile. Abbiamo mantenuto, è stato un restauro conservativo, insomma. Ecco la signora Luciana Sboarina, titolare insieme al marito, un po' il sogno realizzato di una bellissima famiglia che si struttura in tanti servizi. Guardi, un fine settimana da noi offre veramente tantissimo, perché specialmente se è nella bella stagione si può iniziare la giornata facendo una bellissima passeggiata, abbiamo dei percorsi segnati e quindi percorre un po' l'interno della nostra proprietà, e poi può fare un tuffo in piscina, può anche fare 2 palle a tennis perché c'è un piccolo campo di tennis in tartan, una cosa abbastanza semplice, e poi naturalmente, come dicevo, può ricrearsi riposandosi sotto le ombre dei nostri ulivi, passeggiando in mezzo ai vigneti, ma può anche gustare la nostra buona cucina nel nostro ristorante, dove abbiamo solo prodotti di prima qualità e facciamo quasi tutto noi, dal pane ai dolci. Naturalmente acquistiamo la carne, ma per tutto il resto anche la verdura e molta della frutta è del nostro orto, del nostro frutteto, per cui voglio dire l'ambiente è veramente sì, in questo senso. West Virginia, Blue Ridge Mountain. Dopo aver fatto un pranzo, una cena di questo veramente così di grande ospitalità, un riposo. Un riposo ci vuole all'interno di una stanza che è molto semplice. Ne abbiamo di 2 tipi, un tipo che si affaccia sul vigneto, che ha un piccolo balcone per cui consente durante la bella stagione di riposarsi anche lì, e dove c'è anche la doccia idromassaggio in alcune di queste stanze. Ha un'altra parte all'interno della parte principale dove ci sono delle stanze veramente spaziose con il doppio lavabo nel bagno, la doccia, la vasca, voglio dire, e poi soprattutto la possibilità di sentirsi come a casa. Country road, all my memories. Chiara Sboarina, la seconda generazione all'interno di Costa degli Ulivi. Che cosa arriva a produrre fondamentalmente Costa degli Ulivi? Ma i prodotti principali sono 2, il vino e l'olio. Il vino nelle sue tipicità, per cui tutti i vini della Valpolicella vengono prodotti solo con uve nostre, che da 2 anni a questa parte è prodotta con metodo biologico, per cui non vengono usati pesticidi, erbicidi, tutto naturale e senza additivi chimici soprattutto. Take me home, country road. La stessa cosa per quanto riguarda gli ulivi, anche questi vengono coltivati con metodo biologico,
e siamo molto orgogliosi del nostro olio, perché anche questo viene fatto solo con le nostre olive, e da qualche anno a questa parte abbiamo un frantoio nostro per cui l'oliva viene franta direttamente da noi, produciamo marmellate con la nostra frutta, non solo marmellate ma anche mostarde. Abbiamo il miele che non produciamo direttamente noi, ma c'è un apicoltore che ha portato le sue api nei nostri campi perché apprezza molto i nostri campi. Io dovessi chiedere che cos'è per lei Costa degli Ulivi. Adesso è la mia vita. www.costadegliolivi.com. Il legno è un materiale naturale, noi per questo vi descriviamo uno dei prodotti che dalla natura riesce ad oggi a creare intere costruzioni, interi edifici sia per il residenziale che per il pubblico, e vi conduciamo con queste immagini di fiera e dintorni all'interno della 8ª edizione della Kermesse fieristica Legno ed Edilizia, un percorso dedicato ad un settore verticale che è quello del legno e della sua filiera per la costruzione di intere abitazioni completamente con questo materiale che è ecosostenibile, che rispetta assolutamente quelli che sono i principi di efficienza energetica e che con queste immagini vi svela le aziende che ne hanno fatto il successo e che presentano le innovazioni di settore. Per questo seguite Fiere e dintorni con Legno Edilizia, che con la PMT SpA amplifica per voi il mondo al cubo. Con il presidente PMT SpA Adorevoli per questa 8ª edizione del Legno Edilizia, siamo qui presso l'Ente Fiera di Verona. L'importante, come dire, è capire il legno, saperlo usare, e allora il legno può essere di aiuto in tutte le situazioni, altrimenti il legno di per sé stesso non ha queste qualità. Dove arriverà Legno ed Edilizia per le prossime edizioni, essendo una biennale, quindi tra 2 anni ci sarà ancora più implementazione in questo settore? Senz'altro, perché come il settore è in crescita, in controtendenza rispetto agli altri settori dell'edilizia tradizionale che ha avuto una contrazione di più del 30%, nel caso delle costruzioni in legno abbiamo avuto un incremento del 20%. È ancora poco rispetto alle possibilità del costruire in legno. www.legnoedilizia.com. Presidente della Feder Legno Arredo, Roberto Snaidero. Il settore delle costruzioni in legno quest'anno ed anche nel 2012 ha avuto una buona crescita, viene riscoperto il legno nella costruzione, che il legno è un materiale perenne, le dimostrazioni le abbiamo in tanti settori. E chiaramente questa manifestazione, che è una manifestazione biennale, rappresenta il meglio che c'è in questo settore merceologico. All'interno di questa kermesse dedicata al legno e all'edilizia io incontro uno dei leader, diciamo il gruppo che ad oggi a livello mondiale detiene il potere per quanto riguarda i sistemi integrati per i macchinari che fanno produzione di travi in legno e di pareti in legno, che è l'alleanza TMA, gruppo TMA, con l'ingegner Alfonso Sarti. TMA significa Timber Machine Alliance ed è un'alleanza fra 5 aziende, tutte vicentine, tutte provenienti dalla meccanica, aziende che hanno un cuore pulsante meccanico e che nel corso degli anni sono evoluti nell'elettronica e si sono evoluti nel software. E oggi queste aziende messe insieme fanno un processo che è il processo di lavorazione delle pareti XLAM, e l'alleanza produce tutto ciò che è legno massello per la casa.
Però è un'alleanza strategica. Che significa esattamente cosa? Strategica vuol dire che queste macchine prese singolarmente fanno ognuno una funzione, ma devono fare messi insieme un processo. La strategia sta nel fatto che questa macchina deve colloquiare con l'altra macchina e via dicendo fino in fondo, quindi dalla materia prima al prodotto finito. Non solo passaggi meccanici del pezzo, ma anche gestione software del sistema, dall'ufficio, l'operatore, il titolare dell'azienda in grado di gestire tutto il processo. La prima macchina in termini di processo è la Spanevello, e poi c'è la Sormec in termini di pressatura del legno, e poi c'è la Uniteam in termini di lavorazione a macchine a controllo numerico, e poi c'è la Costa Levigatrici in termini di finitura delle superfici, e le 4 stazioni principali sono servite dalla Dalso, che sono macchine di trasporto del pezzo e di passaggio da una macchina all'altra. Il mercato di riferimento è un mercato, direi, mondiale, perché il legno massello viene utilizzato a livello mondiale, ma direi prevalentemente in Europa del Nord, prevalentemente in Russia, per non parlare degli Stati Uniti e Canada, dove siccome parliamo di case in legno, le case in legno rappresentano il 90% del costruito. Siamo orgogliosi di dire che abbiamo in Italia 5 impianti funzionanti e con una produzione direi ad altissimo livello. Produzioni tra l'altro di 5 impianti di XLAM. XLAM che è un termine prevalentemente utilizzato in Italia. X sta per incrocio, che vuol dire tavole incrociate, incollate fra di loro a strati. In realtà in inglese si chiama CLT, Cross Laminated Timber, è più noto nel mondo. Sono le principali pareti utilizzate per la costruzione delle case. Avremo in futuro case con una qualità superiore ad un costo minore. Questo è possibile solo se noi faremo degli impianti ancora più performanti di quelli che oggi produciamo, tramite la ricerca che TMA sta facendo. TMA è altro. Abbiamo parlato di pareti e travi perché questa è la struttura della casa in legno, ma TMA si completa col produrre anche porte, finestre e mobili.